Calcio ancora in fermento sia negli uffici della federazione e sia in quelli dei direttori sportivi impegnati a fare mercato. Al termine dell'ultimo Consiglio federale si è acceso lo scontro tra il presidente di Lega Pro Ghirelli e il presidente della LND Sibilia, con il primo che ha precisato che il format dei campionati dovrà rimanere invariato. Sul tema delle riammissioni per Ghirelli sono confermate, mentre per Sibilia sono da affrontare nella giusta sede. Una differenza di vedute che in realtà potrebbe nascondere ben altro. Alcune voci infatti suggeriscono che all'attuale Serie D si potrebbe affiancare una sorta di Serie D Elite, composta dalle 9 formazioni vincitrici del campionato 2019-2020 e dalle formazioni non coinvolte nella Serie C. Le restanti saranno ripescate tra le seconde dell'attuale Serie D e tra le finaliste della Coppa Italia di categoria. Il totale in questo caso farà 60 squadre e si avranno quindi 3 gironi da 20 con una sola promozione nella Serie C e 3 retrocessioni. A tal proposito, l'attuale Serie D diventerà di fatto la quinta serie. Per i campionati regionali l'intenzione è di partire a settembre con gironi da 18 squadre, ma già dalla stagione 2021-2022 si tornerebbe al format di 16. Capitolo mercato di casa nostra. Il Bassano ufficializza l'arrivo di Giovanni Guccione, attaccante ex Montecchio. Schio risponde con Achim Calgaro, ex giallorosso. A Rosà, in promozione, siamo in dirittura d'arrivo per il cambio di presidenza.